Eder. Mech. Pallister. Nel caso di Liliana Resinovic, il ritrovamento del suo corpo ha sollevato numerose domande, specialmente riguardo al tempo e al luogo in cui potrebbe essere stato depositato. Marisa Vidali, una nota esperta botanica, ha fornito una relazione dettagliata che offre nuove prospettive sull'accaduto. Vidali ha lavorato per oltre 40 anni come curatrice dell'erbario presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste, collaborando spesso con il famoso naturalista Livio Poldini. La sua analisi per l'associazione Penelope, la quale supporta legalmente i familiari di Liliana, è stata presentata recentemente alla Procura. La relazione di Vidali si concentra su due principali aspetti: la flora del luogo del ritrovamento e le condizioni meteorologiche durante il periodo di scomparsa di Liliana. Per quanto riguarda la flora, Vidali è d'accordo con Francesco Boscutti, un altro consulente incaricato, sull'identificazione delle specie vegetali presenti. Tuttavia, Vidali aggiunge un ulteriore livello di analisi con l'esame dei dati meteorologici. Secondo i dati storici di Osmer ARPA, tra il 14 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022, ci sono stati diversi giorni di pioggia, in particolare il 21, 24, 26 dicembre e il 3 e 4 gennaio. Il 5 gennaio, giorno del ritrovamento di Liliana, ha piovuto solo dopo che il corpo era già stato coperto e protetto. Queste condizioni climatiche, secondo Vidali, non si rispecchiano nei sacchi neri che avvolgevano il corpo, i quali risultavano sorprendentemente puliti, senza tracce di terra o foglie. Questo suggerisce che il corpo non sia rimasto in quel luogo per l'intero periodo di scomparsa. Vidali approfondisce anche l'analisi delle temperature, che sono risultate superiori alla media. Utilizzando dati di varie centraline, Vidali dimostra che la temperatura non è scesa sotto i 4 gradi nella maggior parte dei giorni, un livello critico per la conservazione dei corpi. In alcune giornate, le temperature hanno raggiunto anche i 17 gradi, il che rende improbabile la preservazione del corpo in condizioni ottimali. La vegetazione stessa dell'area, che include specie come Edera, Pungitopo e Alloro, indica un clima più mite rispetto a quello dell'altopiano circostante, corroborando ulteriormente l'ipotesi che il corpo non sia rimasto lì a lungo. Le conclusioni di Vidali sono supportate anche dalle osservazioni dello zoologo Nicola Bressi, il quale è atteso a breve con la sua relazione. Entrambe le analisi suggeriscono che il corpo di Liliana non sia rimasto nel luogo del ritrovamento per tutte quelle settimane, né che ci sia arrivato autonomamente. L'avvocato Federica Obizzi, rappresentante dell'associazione Penelope, sottolinea che queste discrepanze portano a dubitare della versione ufficiale dei fatti. Le indagini continuano a seguire diverse piste, ma tutte sembrano convergere verso la stessa conclusione: il corpo di Liliana non è stato lì per tutto quel tempo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.